Il secondo elicottero stabile, non più operativo in via sperimentale, 5 ambulanze in più ad Alleghe con personale dell'ULSS 1, servizio di medicina turistica e di dialisi, una rete di urgenza ed emergenza medica potenziata, quella che da domani al 22 settembre sarà a servizio dei residenti e dei turisti che già affollano la montagna bellunese. Il singolo magari arriva anche prima ma fa poca strada, la rete invece ci aiuta veramente a dare risposte in maniera efficiente, in maniera efficace. Siamo noi che andiamo ad aiutare altri vengono ad aiutare noi quando appunto serve. L'importante è appunto assistere la persona nel miglior modo possibile. Per la terza stagione il raddoppio dell'elicottero, Falco 1 operativo per 12 ore fino al tramonto, Falco 2 dalle 6:18 fino al 22 settembre. Quest'anno siamo partiti con meno affanno e l'elisoccorso stagionale è diventato stabile, ha detto il dottor Paolo Rosi del SUEM Veneto. I risultati sono tali che dimostrano che questo servizio serve e quindi va mantenuto. Auspici anche per il volo notturno, attualmente garantito in provincia in via sperimentale con la ripartizione H12 e H24 rispettivamente da Belluno e Treviso. La Regione del Veneto ha iniziato questo percorso nell'ambito del volo notturno che è in fase sperimentale. Alla fine si prevedono, in base appunto ai dati che si stanno raccogliendo, queste 3 basi, Treviso, Verona e Pieve di Cadore. Naturalmente è un percorso che andrà via via attuato gradualmente. Un investimento di 1.100.000 euro per il potenziamento della rete del soccorso estivo, ben spesi per il commissario Dal Bene che ha fatto il punto sull'attività del primo semestre del 2024. Chiamate al 118 emissioni presentano già numeri superiori rispetto allo stesso periodo del 2023, così come gli accessi ai pronto soccorso che segnano un più 4%. Il fatturato per i soccorsi con l'elicottero a Illesi sfiora i 378.000 euro con una prevalenza di note emesse a turisti stranieri. Ci sono appunto dei soccorsi di persone illese a cui mandiamo il conto e recuperiamo per quanto riguarda gli italiani l'80% del fatturato, per quanto riguarda l'estero il 70%, quindi anche da questo punto di vista diventa importante che tutti si dotino di un'assicurazione. Ai turisti l'invito appello all'unisono, se non si è soci CAI, è quello di sottoscrivere un'assicurazione e per le tasche degli appassionati della montagna, sempre più a parole che nei fatti, la certezza di non avere addebiti per servizi di soccorso che si sarebbero potuti evitare.